23 pazienti, quasi tutti gravi, uno è deceduto per patologie pregresse, gli altri sono guariti e sono stati dimessi, oppure sono migliorati, ma dopo settimane di terapia intensiva devono affrontare una lunga riabilitazione. Giustina De Silvestro, immunologa dell'Università di Padova e responsabile del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera, ha condotto le cure sperimentali al plasma nella città del Santo. In altre realtà, come Pavia, il plasma ricco di anticorpi di ex malati Covid è stato iniettato a pazienti non gravi, con risultati rapidi e positivi. Nei malati gravi i miglioramenti sono più lenti, ma l'efficacia sembra confermata. Il plasma può perciò avere un ruolo decisivo se tra qualche mese arrivasse una seconda ondata. L'idea è proprio nata sulla scorta di quelle che sono per ora ancora opinioni, e speriamo che non siano confermate, lo speriamo tutti, di una seconda ondata verso l'autunno. Quindi di creare una scorta di plasma utilizzabile in fase molto più precoce, nel momento in cui noi dovessimo avere una recrudescenza. Non tutti gli ex malati che hanno superato il Covid sviluppano anticorpi in quantità sufficiente per queste cure, ma anche il plasma meno ricco di anticorpi può tornare utile per produrre medicine. Intanto alcune regioni sperimentano la app Immuni. A domanda diretta, lei scaricherà l'applicazione? L'immunologa non ha dubbi. Assolutamente sì.